vi rinnovo il benvenuto in questa che è la vostra casa, perché questa è veramente la casa di tutta la nostra comunità. È la casa di coloro che abitano questo territorio e sono quindi titolari di diritti, di doveri e anche di legittime aspettative che noi come Consiglio Comunale abbiamo il diritto di adempiere. Nel momento in cui stiamo ad iniziare questa nuova esperienza amministrativa, ecco che mi sembra doveroso rivolgere un saluto particolarmente grato a tutto il Consiglio, ma in modo speciale a quei consiglieri che per la prima volta si affacciano alle esperienze amministrative pubbliche. E non è cosa da poco, quindi grazie veramente per aver accolto l'invito a rischiare un'esperienza che può anche essere a volte difficile. Un pensiero va anche a quei candidati che si sono impegnati in prima persona nella competizione elettorale e che per vari motivi oggi non siedono al tavolo qui con noi. Queste persone, questi candidati consiglieri, che non sono stati eletti, sono tuttavia persone importanti, significative per entrambi i gruppi, per il valore umano in primis che hanno apportato e perché grazie a loro siamo riusciti comunque a raggiungere l'obiettivo. E anche grazie a loro se noi oggi siamo amministratori. Grazie di cuore a chi era in lista ma non è riuscito a entrare in questo consiglio. Grazie di cuore anche a tutte quelle persone che ci hanno sostenuto in questi anni e anche nell'ultimo periodo, che hanno collaborato a numerosi progetti, prestando il loro tempo e le loro esperienze per il bene della comunità. In ultimo anche perché ci hanno aiutato nella redazione del programma elettorale. Il mio ruolo di sindaco è ora giunto a pieno compimento, attraverso un atto solenne, come il giuramento di fedeltà alla Costituzione. Un documento fondamentale perché dichiara le nostre libertà, i nostri diritti, ma anche i nostri doveri. Credo fermamente che la nostra sia una delle migliori Costituzioni di tutto il mondo. Giuseppe Capograssi, filosofo del diritto italiano, che fu anche tra i primi giudici della Corte Costituzionale, disse che una Costituzione non deve essere una sterile raccolta di brillanti luoghi comuni, ma deve piuttosto essere obbedita in quanto è espressione dei bisogni di un tempo che ovviamente possono cambiare. Ciò significa che la nostra Costituzione può e deve essere cambiata nella sua parte ordinamentale, se le circostanze lo richiedono, ma significa anche che i suoi valori fondamentali non cambiano ed è su quelli che questa sera ho giurato fedeltà. Alcuni dei capisaldi che troviamo all'interno della nostra Costituzione saranno il perno su cui noi organizzeremo la nostra amministrazione e io questa sera ve ne voglio trattarne due di questi capisaldi. L'articolo 3 recita così: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Io credo che questo principio di pari opportunità, e mettetelo bene in testa perché sentirete molto parlare di pari opportunità in questi 5 anni, ancora oggi non sia stato raggiunto. La cronaca ci attesta quotidiani a raccapriccianti episodi di violenza e di discriminazione di genere. Esistono due discriminazioni stabilite e definite all'interno del codice delle pari opportunità, perché c'è pure il codice delle pari opportunità, quindi è un argomento molto molto importante. Si parla di discriminazione diretta, ovvero un qualsiasi atto o comportamento che produce un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici in ragione del loro sesso e con un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un lavoratore in situazione analoga. Ma si parla anche di discriminazione indiretta, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un fatto o un comportamento apparentemente neutro possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio. Vogliamo quindi affrontare il problema della violenza e delle differenze di genere in un'ottica nazionale, perché l'ente locale, secondo noi, deve dare l'esempio, il buon esempio, deve essere promotore di buone pratiche
l'essere uomo o donna, la funzione genitoriale, lo stato di gravidanza, l'essere madri o padri separati o divorziati, la discriminazione in ambito lavorativo, la disabilità, sono solo alcune delle tematiche afferenti alle pari opportunità su cui la mia squadra ed io vogliamo operare in modo fattivo per sensibilizzare l'attenzione collettiva. Questo perché, se si vuole costruire una società democratica, si devono garantire uguali diritti e pari opportunità a tutti. Secondo punto della Costituzione, su cui vi voglio fare riflettere, è il titolo quinto della nostra Costituzione, riformato con la legge costituzionale numero 3 del 2001, dando piena attuazione all'articolo 5 della stessa Costituzione, che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. L'articolo 5 recita: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. I comuni, quindi, insieme alle città metropolitane, alle province, io vi ricordo che vengo dalla provincia, le regioni sono enti che sono espressione delle popolazioni residenti in un determinato territorio, che hanno il diritto di essere artefici del loro destino sulla base delle loro reali condizioni di governance. L'autonomia regionale differenziata non deve essere superficialmente letta, o peggio ancora, strumentalmente interpretata come un mostro, un cervello a tre teste. Che cosa fa? Che distrugge e porta miseria, no? Deve essere vista per ciò che realmente è l'autonomia differenziata delle regioni, ovvero un processo vitale e necessario per responsabilizzare tutto il territorio nazionale. A che cosa vogliamo questa responsabilizzazione? Alla disciplina, alla corretta gestione, all'osservanza delle norme che devono essere uguali per tutti, all'onestà intellettuale e professionale. Mi avvio quindi a concludere, prendendo a prestito le parole di uno di quelli che credo sia stato il più grande dei presidenti della Repubblica che abbiamo mai conosciuto, Sandro Pertini. Queste parole saranno il nostro monito in questo quinquennio amministrativo e speriamo non solo. La moralità dell'uomo politico, e c'è bisogno di recuperare moralità in questo momento, consiste nell'esercitare il potere che è stato affidato al fine di perseguire il bene comune, superando qualsiasi individualismo. Questo sarà quello che noi vorremmo fare nei